Bella raga, ciao a tutti dal Comandone Veneziano, siamo su Flight Simulator X, siamo all'aeroporto di Aberdeen ragazzi, tappa di oggi, Aberdeen, Londra, tappa nel Regno Unito ragazzi, siamo con i 737 della Flybe. Abbiamo già caricato i passeggeri e tutto perché grazie all'aeroporto è piccolino, quindi ho fatto tutto un po' di corsa e niente raga, siamo pronti a partire, c'è un po' di traffico in giro con uno Scandinavian e questo invece non lo capisco, però uno Scandinavian c'è. Ok raga, andiamo. Cleared for takeoff, runway 34, Boeing, November 737 X-ray. Ladies and gentlemen, I'd like to welcome you on board our flight today. Boeing We are at a 737 working X-ray. altitude. It's our pleasure to offer you beverages. On 119.05. 119.05 for Boeing 37 X-ray. Aberdeen departure, Boeing, November 737 X-ray is at 2,600, climbing 900,000. Boeing, November 737 X-ray, Aberdeen departure, roger, altimeter 2941. Boeing 37 X-ray, turn left heading 170, resume own navigation, climb and maintain 900,000. Aberdeen approach 4711 is out of 7,300 for 2,500. 4711, Aberdeen approach, roger, altimeter 2941. Turn left heading 170, proceed on course, climb and maintain 900,000, Boeing 37 X-ray. Boeing 37 X-ray, turn left heading 145, 4711, turn right heading 031. Bene ragazzi, probabilmente farò un commento in differita, il microfono spento, ma la cosa peggiore è che spiegherò anche nel commento iniziale che si è rotto il joystick, purtroppo l'X52 Cytec che ho preso nel 2012 è partito, ci ha lasciato solo la manetta funziona, quindi sono col joystick, microfono spento, vabbè, il volo comincia un po' così, però lo spettacolo della tappa Aberdeen Londra, quindi tappa scozzese, supera tutto, ce ne sono comunque di traffico ce n'è. Ok, 47 minuti. Ok, buono, ottimo direi. Raga, siamo in salita per 300, quota di crociera.
Niente, sto ancora metabolizzando il maneggio del joystick, proprio i sensori sono partiti così, purtroppo ci sta. Ormai sta salendo il sole in questa bellissima giornata scozzese, 41 minuti all'arrivo, siamo a 230 di, anzi quasi sì, 238 scusate di salita. 442, climb and maintain flight level 230. Climb and maintain flight level Ok, 21442. cazzo vuoi? No, non sono io. Ok, situazione accettabile. Vediamo un po', vediamo un po' fuori che si dice. Il flyby il flyby mi sembra che si sta comprando egregiamente questa tappa reale con questa compagnia che fa proprio la tratta Aberdeen Londra Heathrow. Ma abbiamo un UFO, ecco l'ufetto, siamo proprio sotto ragazzi, proprio nella stessa nostra rotta, probabilmente stavo facendo il contrario, me lo godo. Ok, sì lo vedo. Boh, perfetto. Raga, quota di crociera 300 e la stronza parla. Scottish Sailor. C'è molto traffico? Insomma, neanche poco. Ho messo 40% in volo e medio a terra. Non male, vediamo. Mancano mezz'oretta. Ormai siamo... sì, siamo proprio sulle coste. Vediamo. Sì, già si vede un po' tutto, guarda che bello. Devo spingermi ancora un po' più in alto, però vado a fare un 320. Stupendo. Guarda il sole come sorge, guarda. Ottimo. Speriamo di fare un buon atterraggio, quel traffico c'è, guarda che roba, è pazzesco. Col 40% comunque è parecchia roba. Questo vuol dire che col 100% hai tipo una pagina piena e sinceramente non ho palle perché già sono abbastanza incazzato per il joystick. Porca miseria, scusate, ma proprio pretendo un atterraggio degno del miglior Cume. Raga, iniziamo la fase di discesa a 170. Mancano 196 miglia anzi. E si parte raga, si parte. 170. Io non contatto London Center, mi dispiace, io sono contro London Center. Ok, speriamo di beccare la solita giornata di merda. Vedi già sono più... pazzesco comunque. Per le tappe americane penso che metterò il 20%, perché se il 40% a Londra è comunque così, non voglio pensare al 40% tipo a New York, è sempre alto. E una delle cose che occupa più più problemi di frame rate è proprio il traffico e soprattutto in registrazione, è quello il vero problema. Raga, ci siamo. Avvicinamento tutto confermato, ragazzi, ero un attimo in ansia perché l'ha fatto un po' tardino. Ma mo ci siamo. Ok. Dai che andiamo. Dai che si va a dominare e a comandare. Ecco un buon atterraggio.
L'aeroporto di Heathrow è pronto a raccogliere il veneziano ne pazzo. Ok. Beh, che voglio un touchdown da fenomeno. Lo pretendo sinceramente. Ok. Ormai siamo vicinissimi alla meta. Siamo allineati, insomma, bene ma non benissimo. Ok. Piano. Purtroppo quel joystick sarà sicuramente un po' più difficile. Sono arrivato al atterraggio perfetto. Bello. Ottimo. Molto bene. Atterraggio perfetto. Atterraggio perfetto, figli. Ok. Lasciamo la zona. Un attimo solo però. Ciao. Ok. E adesso vediamo dove ci fa sbarcare il porco. Ok. Ok. Ok, andiamo al gate. Ok. Ragazzi, siamo arrivati, atterraggio veramente perfetto. Un saluto dal comandante veneziano. Ciao!